L'assessore ai lavori pubblici del comune di Agrigento, Gerlando Principato, rende noto che con la restituzione alla città di via Caterina Ricci Gramitto, nel quartiere di Fontanelle ad Agrigento, si chiude un intervento di grande rilevanza per la sicurezza e la vivibilità di una porzione del quartiere Fontanelle grazie all'impegno del Zeno Civile e al corretto utilizzo delle risorse del PNRR. Abbiamo consegnato agli abitanti della zona una strada finalmente sicura e funzionale realizzata nel pieno rispetto dei criteri ambientali minimi del principio del non arrecare danno significativo all'ambiente e delle scadenze imposte dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Si tratta, afferma l'assessore Principato, di un risultato importante e al tempo stesso di un esempio concreto di come le intese istituzionali riescono a trasformarsi in risposte tangibili alle esigenze del nostro territorio. Ricordo che nei primi anni dell'amministrazione Miccichè, insieme al sindaco e agli uffici comunali, effettuammo un sopralluogo sul sito chiedendo una valutazione economica e un'ipotesi di progetto con la prospettiva di coinvolgere anche il genio civile. La disponibilità dell'ufficio regionale, unita alla possibilità di utilizzare i fondi del PNR di provenienza regionale, ha reso possibile la realizzazione di un'opera che i cittadini attendevano da molto tempo. L'intervento ha permesso di consolidare il versante, ricostruire il tratto franato della sede stradale e dotare l'area di un moderno sistema di smaltimento delle acque meteoriche, prevedendo nuovi cedimenti e garantendo stabilità all'infrastruttura, un investimento di 1,7 milioni di euro finanziato dal governo regionale con i fondi del PNR, completato nei tempi previsti e collaudato con esito positivo. È un risultato concreto che dimostra come il buon utilizzo delle risorse pubbliche si traduca in opere reali capaci di migliorare la qualità della vita dei cittadini e rafforzare la rete viaria urbana.